queste ingiustizie di cui noi siamo sicuramente complici, penso anche alle resistenze. E quindi penso all'equipaggio della Global Summit Flotilla che mentre noi teniamo questo incontro ha messo in sospeso la propria vita per portare aiuto umanitario a Gaza e cercare di rompere un blocco navale in una missione quasi impossibile. E con le resistenze penso anche a Strangius, che a modo suo è una forma di resistenza. La superficialità la sta avendo la meglio sulla mancanza di approfondimento, sulla curiosità. E invece piano piano questo festival si è conquistato lo spazio di appunto un punto di riferimento per chi ama approfondire, per chi ama curiosare, per chi ama conoscere. E sicuramente gli ospiti di oggi sono persone che sanno cosa voglia dire resistere e hanno trasformato la loro forma di resistenza anche in una forma di opposizione all'ingiustizia. E quindi io non voglio rubare altro tempo e lascio lo spazio a loro. Quindi buona serata e buon festival a tutti. Buona serata. Grazie Lorenzo. Allora, tutte le sere, anche oggi avremo dei reading, questa volta curati da Marco Ardau, accompagnato da Tonino e Franco Macis. In questo momento abbiamo Marco e Tonino Macis, all'anagrafe Antonio, chitarrista autodidatta. Sin da giovane si diletta con la chitarra accompagnando il padre Angelo, virtuoso mandolinista, in arie operistiche e brani del repertorio napoletano. Negli anni 60 fa parte della band I Chris, esibendosi nelle piazze e nei locali della Sardegna. Nel 1975 compone le musiche del musical dal titolo Odissea 75, una rivisitazione in 3 atti in chiave moderna ispirata alla vita di Ulisse e alle tematiche sull'immigrazione. Dal 2006 inizia un'importante collaborazione musicale con Officina Acustica insieme ai fondatori, maestro Corrado Aragoni e la cantante Annalisa Mameli. Partecipa alla realizzazione di importanti progetti musicali, fra i quali lo spettacolo sul maestro Nino Rota e la cantante portoricana Chavela Vargas. Attualmente è componente del progetto su Giorgio Gaber dal titolo Reduci. A voi Marco e Tonino. Lenzuola bianche appesi ai balconi nel vento di marzo, le sacre sponde di un fiume in lacrime che bagna una terra oltraggiata. Chi ha udito parole di vita, di prete di strada, quella voce che traccia un cammino in un tragico vuoto di legalità. Però io avrò il coraggio di avere paura, io abbraccerò fino in fondo la croce che Dio avrà scelto per me. E so che vi stupirò, a me importa sapere da che parte sta. Scorre il sangue del giusto sui marmi e sulle coscienze, sul freddo altare dell'indifferenza è sacrificato ogni Cristo che carne viva del mondo denuncia e testimonianza. Quella voce che scava profonda, indelebile lezione di dignità. Per amor del mio popolo io non tacerò, io avrò il coraggio di avere paura, io abbraccerò fino in fondo la croce che Dio avrà scelto per me. E so che vi stupirò, ma vi dirò proprio io, non mi importa sapere chi è Dio, a me importa sapere da che parte sta, sapere da che parte sta. Lenzuola bianche
appesi ai balconi nel vento di marzo, le sacre sponde di un fiume in lacrime che bagna una terra oltraggiata. Grazie. Grazie a Marco e a Tonino ed entriamo nel vivo di questa serata. Il primo incontro di oggi vede protagonista Renato Franco Natale, medico e politico, coordinato questa sera da un'altra new entry del team Strangius, quindi lasciate che ve la presenti. Ilenia Perra, sarta e aspirante contadina, scrive di paesi, solitudini e cucina sostenibile. Crede fortemente che il mondo cambi quando ognuno di noi inizia il cambiamento. Buon ascolto e buona serata. Buonasera a tutti, grazie per essere qua, aver preso parte, nonostante sia sabato sera, della nostra comunità, e sappiamo bene che fare comunità vuol dire prima di tutto essere presenti. Credo che, come lo è stato per me, sarà un onore per tutti quanti noi conoscere il dottor Natale, perché la sua è una vita assolutamente straordinaria e mi piacerebbe che tutti quanti riuscissimo a fatto io durante la lettura della sua autobiografia, tutti quanti riuscissimo in qualche modo a, passatemi il termine, sfruttare la sua esperienza di vita così luminosa ma allo stesso tempo drammatica. Prima di dar la parola al dottor Natale, mi ricordo di quando anni fa ho letto il diario di E.T. Hillesum, nel senso che le esperienze di vita così drammatiche paradossalmente spesso sono accompagnate anche da una grande luce, tant'è che la sua autobiografia, e adesso vi leggo proprio la prima frase del preludio, è questa: la luce, era piena di luce la mia infanzia. Ecco, capite bene che una persona che ha avuto una vita così straordinaria, piena di paura, piena di anche ansia e coraggio, se ha avuto l'idea e il sentimento di iniziare la sua autobiografia con una frase così luminosa, io credo che dobbiamo semplicemente ascoltarlo, non tanto come una narrazione, ma proprio come un esempio, come una speranza. Ecco, quello che se ne ha alla fine della sua autobiografia è una grande speranza e quindi ci darà probabilmente, anzi ci deve dare la forza in qualsiasi situazione di trovare questa luce interiore e andare avanti. Do la parola al dottor Natale chiedendogli se le va di raccontarci questa luce, la sua infanzia, il rapporto con sua madre. Ecco, vediamo, sì. Innanzitutto vi ringrazio. Secondo, mi emoziona essere presentata da una persona di cui si è fatta una presentazione e che è in grado di utilizzare la creatività facendo la sarta, scrivendo e pensando di fare la contadina, che è una cosa molto bella. Mi dispiace di stare qui con il faro in faccia che mi sembra un interrogatorio della polizia e soprattutto perché voi vedete me ma io vedo poco di voi ed invece normalmente sto coso non si allunga. Perdonatemi se a volte mi lascio andare al napoletano, perché voi non ci perdete niente a non vedere me, io invece ci perdo molto a non vedere voi. Quindi, fatto questa prima passata, sì, la luce, quello che ha letto, scusa, come ti chiami? Ilenia. Quello che ha letto Ilenia è la parte iniziale del libro che ho fatto prendendo spunto da una cosa che avevo scritto come nel catalogo della mostra delle Gallerie degli Uffizi che venne a Casal di Principe. Nel 95 noi abbiamo ospitato in un bene confiscato la Galleria degli Uffizi, cioè
Sì, no. Sì. Però quella era tutta una scena mia, quindi vabbè, quella era una performance, vabbè, ma mi ha tolto la scena, vabbè. Dicevo, quindi era la prefazione al catalogo della Galleria degli Uffizi che portava questo titolo, La luce vince l'ombra, ed era una mostra dove c'erano anche i quadri del Caravaggio, che è famoso come pittore proprio per il gioco con le luci che lui fa. E c'era lì un quadro che era quello di San Tommaso che mette le mani nel costato di Cristo, e c'è questo fascio di luce che illumina proprio questo gesto, con persone che sono i suoi compagni, gli altri apostoli, che guardano, no, da sopra le spalle di Tommaso questa scena. Allora mi è piaciuto richiamare questa cosa della luce proprio all'inizio del libro, perché in effetti con questo preludio racconto già almeno il sentimento di tutto il libro. Parto dalla luce della mia infanzia. Io sono molto vecchio, non si vede, lo so, voi tutti quanti dite no, ma te li porti troppo bene, che mi fa piacere sempre quando me lo dicono, insomma, però nei fatti poi insomma, non parlo quelle che appare, ma parlo quelle che si è, quindi sono nato nel 1950, anno santo, anno del baby boom, e la mia vita dall'infanzia era quella che avevano vissuto già anche i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni, insomma. Il mondo era cambiato poco, no? In quella località dove io vivevo, in questa cittadina contadina, ed era pieno di luce, perché io ho questo nella mia memoria. Ho memoria di questi fasci di luce quando il pomeriggio, che ne so, eravamo obbligati ad andare durante l'estate a fare la controra, cioè andare a dormire a farsi la pennichella, e attraverso l'ante della finestra, la finestra della stanza dove noi dormivamo, entrava questo fascio di luce e io vedevo camminare così e ballare la polvere, no? Che si vede, non so se avete mai fatto questa cosa, ed è rimasta nella mia memoria, nella mia mente, questa luce che attraversava la finestra e andava ad illuminare comunque la stanza che era stata ombreggiata perché bisognava dormire. Ma poi c'era anche la luce di quando si faceva la trebbiatura, no? Nel mese di giugno si portava il grano in casa e lì si trebbiava e c'era questa sorta di festa, ma c'era anche la luce dei nostri giochi che noi giocavamo, l'ingenuità, l'infanzia. E questa è nella mia memoria, nel libro, infatti dico, può darsi pure che insomma, è tutto falsato, no? Nel ricordo dei tanti anni che sono passati, però in effetti anche gli altri miei amici o altri miei coetanei ricordano in questo modo. In questa luce che era fatta di giochi, è fatta anche, lei dice, con mia madre, con cui avevo un rapporto di tipo quasi, come dire, complice. Mia madre era una persona solare, gli piaceva prendere in giro mio padre molto spesso, con una grande capacità di ironia, utilizzare l'ironia, cose queste che io ho cercato di imitare nel corso della mia vita, ma insomma, non sono mai riuscito appieno su questa sua modalità, no, di vita. C'è un episodio che non l'ho raccontato nel libro perché non è il caso, per indicare com'era mia madre. Era già anziana, aveva avuto un attacco cerebrale e stava a letto, si era indebolito in un po' una parte. Non so se la posso raccontare sta cosa qua, però io ve la dico, casomai ci mette in mezzo un po' di napoletano così voi non capite tutto. E a raccontarlo lo racconto stesso, che lei ha insistito che doveva dire questa cosa del rapporto con mia madre. Okay. Stava a letto mia madre, tutti noi preoccupati, aveva avuto questa cosa, avevamo chiamato un collega neurologo, uno specialista, un amico, io faccio il medico, anche pure mio padre era medico, mia moglie pure è medico, cioè tutti i medici, vedete. Poi dicono che non ce ne stanno i medici in Italia, vengono a casa mia e ne trovano quante ne vogliono. E questo stava dicendo a mia madre: senta signore, l'unica cosa che possiamo fare è che lei deve fare un po' di ginnastica, prenda una pallina morbida e deve usarla per fare così. Mia madre, nonostante che stava così, no, in quelle condizioni, non si fece sfuggire l'occasione di fare una delle sue solite, si volse dal lato dove stava mio padre, che stava ascoltando un po' preoccupato, e dice: Alfred, il nome di mio padre, aggi pazienza, che già sapete sta cosa. La sapete già? No, beh. Alfred, aggi pazienza,
a ritto tuttora, c'ho una palla moscia. Questa era questa donna da cui ho cercato poi anche io, no, di imitarla in questa azione, ma mi ha insegnato l'ironia, che poi è stata uno strumento importante nel corso del resto della mia vita, nella della storia, per affrontare i temi più brutti, i temi più scabrosi, uscirsene con una battuta o riuscire a vedere il lato ridicolo anche nella vicenda più drammatica. Aiuta te, perché tu diventi uno strumento di elaborazione, uno strumento di, come si dice, un'arma, no? Per difendersi, ma diventa anche a volte anche un'offesa, perché prendere in giro l'avversario che crede di essere chi comanda e chi controlla la vita degli altri, questo gli può far più male che non un colpo di pistola o una condanna. Allora l'ironia è di mia madre, che mi ha portato a tutto questo. L'ultimo ricordo di mia madre, tu mi hai detto che mi hai invitato a fare questo e normalmente nessuno me lo fa, allora ne approfitto di fronte a voi sardi Deve, di fare questo. perché secondo me è proprio il contrasto luce e buio della sua vita che sarà poi il dono più grande di questa conversazione che avremo. Quindi prego. No, non è niente di... poi ti spiego perché la titubanza. Mia madre è deceduta quando avevo 86 anni e aveva avuto probabilmente un infarto del mesenterico, cioè dei vasi e delle arterie dell'addome, e stava male, aveva mal di pancia, aveva perso del sangue. Passava le sue nottate, era d'estate, e sudava molto per il dolore, e io passavo le nottate a fianco a lei ad assistere, a farle compagnia, che non riusciva a dormire, lei era insonne, e io l'asciugavo con un asciugamano, asciugavo questo sudore dal suo volto. E a un certo punto, mentre io sto facendo questa cosa, lei che mi guarda e la vede che allungo la mano, io rimango un attimo sorpreso e mi tiro indietro. Dico: che c'è, mamma? E lei mi dice: volevo farti una carezza. Cosa questa non solita, nelle famiglie contadine un po' difficile, no? Che ci sia questa espressione diretta. Il giorno dopo mia madre è morta e quella carezza mi manca ancora, perché non la ebbi e non la presi. Questo fa parte della mia vita insieme a tante altre cose ed è un pezzo di me, sono io, sono questo. Perché, dicevo prima, ho avuto qualche titubanza? Perché da un lato seduto su questo sedia è come quando tu vai davanti allo psicologo, che stai sul lettino e lo psicologo ti fa parlare e tu dici pure cose che in quel momento non ti rendi conto di dover dire. E quindi alla fine uno si fa prendere dal lettino, dalla poltrona, era meglio sì, stavi in piedi. Però si corre un rischio, lo dicevo prima a lei, che tutto diventa spettacolo. E questo che io vi ho raccontato, che è un mio sentimento, un mio sentire, può diventare spettacolo, che prova ad attirare l'applauso, non mi facite perché mi tocchi io, e svilisce anche il senso delle cose che uno dice, anche la distribuzione. Voi state in una platea, io sto su un palco, qualsiasi cosa dica, qualsiasi cosa si può trasformare in uno spettacolo, che è uno dei drammi della società moderna. Tutto diventa spettacolo, quindi tutto diventa virtuale, tutto diventa poco vero e diventa soltanto un'occasione così per passare del tempo. Allora questa era la mia titubanza prima a, come dire, in qualche modo accedere alla cosa del lettino, dello psicologo, che tu stai facendo la funzione psicologica. Farò ancora un attimo la psicologa, tra virgolette, prima l'ultimo pezzettino di luce, prima di passare alla parte più oscura della sua vita, che a me ha colpito molto. Il suo ruolo, vabbè, lo tolgo, non mi piace come termine, la sua paternità, cioè la capacità di inventare un mondo pieno di luce per i suoi figli anche nei momenti più difficili che avete affrontato a Casal di Principe. Vuole leggere lei il pezzo? Io ho sottolineato questo dove parla proprio del... perché trovo che sia spettacolare, proprio bellissimo. Questo che è segnalato in breve? Sì, questo. Allora, no,
ci vedo, per amore di Dio, è soltanto per far scena, no? Cioè, gli occhiali, poi quando la fotografia viene più bella, la cosa dell'occhiale. No, e sono vuoti, sono lenti vuoti, cioè soltanto la... Confermo, Sì. è solo la montatura. Il microfono, sì. Allora, lì avevamo costruito un nostro mondo fantastico, fatto di personaggi immaginari. Lì cercavamo negli anfratti della terra, in tronchi attorcigliati, nelle insenature del fiume, con il nostro terzo occhio, l'occhio della fantasia, posto al centro della fronte, ed insieme ci inventavamo storie di principi e folletti. E c'erano poi le nostre fughe. Andavo a prenderli con una scusa a scuola e li portavo in giro a giocare. Mi fermo qua? Non lo fate però voi, questa è una cosa... Quindi provate a immaginare in una situazione come quella che hanno vissuto loro per decenni a Casal di Principe, quindi legata alla cronaca, alla camorra. Un padre che è coinvolto in prima persona in omicidi, che inventa un mondo fantastico per i suoi figli, perché è giusto appunto che l'infanzia abbia la luce, che non abbia subito rovesciata addosso la violenza che ha intorno, che poi comunque i suoi figli hanno per forza dovuto vivere. All'inizio del libro lei ha parlato di portoni aperti e questo è un po' difficile. Ci proverò. I portoni aperti, quindi la luce, le case, un po' come da noi che tuttora abbiamo ancora le nostre case campidanesi che mantengono fin dal mattino e sino alla sera i portoni aperti, e quindi dà l'idea proprio della comunità aperta all'aiuto e al dialogo, che per fortuna ancora resiste. E lei fa entrare nella narrazione il buio legato appunto al dramma, all'inasprirsi della camorra con la chiusura dei portoni, quindi l'oblio che è metaforicamente rappresentato dalla chiusura dei portoni, e immagino non solo metaforicamente. Forse questa è la domanda più difficile. Cos'è la camorra? Quando è nata? Come si è evoluta? Se è rimasta sempre la stessa o se nel tempo si è adattata a quella che è la, diciamo, tra virgolette, la modernità dei tempi? Sì, intanto il mondo è un modo per giocare anch'io con i miei figli, insomma, per crescere insieme. Ma era una cosa naturale, non è che era una cosa calcolata. Io dico, beh, adesso li allontano cioè, nascondo loro una realtà e ci inventiamo un mondo diverso, così fantastico, in cui ci andiamo a chiudere in difesa da quelli che viene fuori. No, era un modo semplice, naturale di essere padre, compagno di giochi, ma senza però rinunciare anche alla funzione educativa, alla funzione di chi detta le regole, le norme. E poi andavamo, portavo a fare questa passeggiata, qualche volta appunto facevo questi errori che le andavo a prendere a scuola, dicevo che li dovevo portare a fare una visita, ma non era vero, insomma, imbrogliavo gli insegnanti e me li portava a giocare con me. Ma questo però non significava che loro stessero fuori dal clima complessivo. Sono stati anni in cui non passava giorni in cui non dovevamo raccontarci dell'ultimo omicidio avvenuto in quelle strade dove noi abitavamo. Se portavi i bambini a scuola, io e mia moglie inavvertitamente ci scambiavamo le informazioni. Che è successo oggi? Ma chi hanno ammazzato? Chi era quello? Allora questi bambini che crescono in un clima così, anche se tu non glielo dici, ma insomma si avverte, no? A scuola se ne parla. Tenete conto che nel 95 credo un gruppo di giovani professionisti fa un concorso nelle scuole chiedendo ai ragazzi delle scuole cos'è che li colpiva di più. Il 90% di questi ragazzi raccontano fatti di violenza, ragazzi delle scuole medie, stiamo parlando di 12-13 anni, forse sentiti, ma anche molti che l'avevano vissuto, che si trovavano a passare mentre là fuori stavano sparando e ammazzando. Cosa può capitare nella psiche di questi ragazzi? Crescono in questo clima di guerra. Bene, abbiamo avuto un sentore di cosa può succedere quando poi nel corso degli anni
quando con Libera abbiamo fatto uno studio con alcuni giovani specialisti insieme al Dipartimento di Salute Mentale e scopriamo che tra i dati che ne escono fuori che la nostra realtà, la nostra zona è una delle zone che aveva il maggior consumo di psicofarmaci d'Italia. Poi io l'ho potuto verificare facendo il medico, quanti giovani sono venuti, ormai giovani, trentenni, ma che avevano vissuto in quel periodo e mi venivano a raccontare delle crisi di panico. Perché vengono queste crisi di panico? Non tengono nessun problema, e adesso no, ma derivavano da un lontano passato. Cose queste che evidentemente hanno subito anche i miei figli. Il mio figlio, il secondogenito maschio, fa lo psicologo. Beh, quanto ci sta di desiderio di autoanalisi nella sua professione? L'altra mia figlia sta a Milano, abita a Milano, non per fuga ma per amore, insomma, perché si era fidanzata con un ragazzo di Milano e quindi si era andata lì. Ma che però ogni tanto poi esce fuori il dato, il segnale, no? Di quanto abbia potuto incidere sulla loro psiche, sul loro carattere, sul loro modo d'essere, il fatto di essere vissuti in un clima in cui c'era il pericolo quando uscivi di casa, ma anche perché tu sapevi che tuo padre poteva correre i rischi e pericoli. Nel libro racconto la mia prima elezione a sindaco nel 93, in cui riusciamo a vincere le elezioni, riesco a vincere le elezioni con una differenza di 40-50 voti nei confronti dell'avversario. La Camorra si eleggeva direttamente il sindaco. Io riesco a vincere al secondo turno. Stavamo in questa piccola stanzetta che funzionava da comitato elettorale, pieno di gente, pieno di tanti amici, persone che vedevano in queste elezioni una possibilità di riscatto, una possibilità di... E stavamo lì vedendo. Quando ci rendiamo conto che ormai avevo vinto, io alzo lo sguardo verso dall'altro lato del tavolo dove c'era mio figlio che aveva 10 anni, lo guardo e vedo che nei suoi occhi erano comparse delle lacrime. Mio figlio piangeva. E perché piangeva? No, non certamente per la soddisfazione di una vittoria, perché non avevamo vinto nessuna squadra, nessun campionato di calcio, perché lui già sapeva cosa poteva succedere, quali erano i rischi del padre, e lui piangeva, anche se poi sono tornati insieme con me a casa subito dopo aver fatto questo. Io avevo invitato tutti quanti a non strombazzare con le auto, a fare feste, perché non si doveva festeggiare proprio nulla, era un'assunzione di responsabilità, non era una festa. E quindi disse, me ne andai, tornai a casa a piedi, anche se tutto il resto continuavano a corrermi dietro, ma con la mano nella mano di miei figli. E anche in quel caso salgo sopra a casa da mia madre che stava a letto e gli dico, mi avvicino a lei e dico, mamma, abbiamo vinto le elezioni. Mia madre mi guarda e dice, povero figlia mia. Ti basta quest'altra autoanalisi? Direi che io, così come quando ho letto il libro, resto sempre abbastanza, come dire, scioccata da questi racconti, perché poi lei li racconta così in modo quasi come se racconti qualsiasi, invece c'è un dramma che la maggior parte di noi, per fortuna, spero che non abbia mai vissuto e che mai vivrà. Mentre stava parlando adesso mi è venuta così una domanda, forse un po' troppo invadente, però la faccio comunque. C'è stata qualche volta in cui, che so, sua moglie o i suoi figli le hanno rinfacciato la scelta di rimanere e di non scappare via, perché credo che un po' tutti avremmo fatto una bella valigia e saremmo scappati via. Mi hanno chiesto la stessa cosa ieri che sono stato in quest'altra iniziativa e mia moglie mi ha rinfacciato un sacco di cose, ovviamente come tutte le mogli. Allora, quando hanno ammazzato Don Peppe, la canzone di prima, no, che mi ha riportato a quei momenti, quando mi arriva la telefonata a casa la mattina alle 7:30, io stavo facendo il mio caffè e era un sabato mattina, il giorno di San Giuseppe, la festa del papà, quindi io mi stavo preparando per la giornata, il zeppo, non so qui se le fate, ma da noi si fanno il zeppo.
a Natale, alla festa del papà, quindi i ragazzi mi dovevano fare gli auguri, eccetera. E mi arriva questa telefonata che mi dicono hanno sparato ad un prete. Io pensavo a mio cognato che era parroco pure lui, invece dice no, hanno colpito Don Peppe, e disse in quale ospedale sta ricoverato, perché non immaginavo mai la possibilità che potesse morire. E mi si dice no, è morto. Allora io lasciai il telefono e fui preso dal panico. Chiamai mia moglie e disse guarda, hanno ucciso Don Peppe, facciamo le valigie ed andiamo via, perché se hanno ammazzato un parroco nella chiesa nel giorno del suo onomastico ad un sindaco. Allora ce l'ho ancora davanti come in una foto, lo sguardo di mia moglie quando io dico questo. Lo faccio spesso questo, che io parlo e quello non mi ascolta proprio, quindi sembrava anche in quel caso come se non mi avesse proprio stato ad ascoltare, perché io dicevo. Ma in effetti era nel suo sguardo c'era quella dell'incredulità, non riconosceva in chi gli diceva andiamo via la persona che lei aveva come compagno di vita. E mi dice ma di che parli? Fai un sindaco, dove vuoi andare? Infatti recupero subito, mi avevano insegnato da sempre che il sindaco ha il dovere di stare sul fatto, dove c'è il dramma, dove c'è la tragedia, e non ha il diritto di pensare di andare via. Quindi dico a mia moglie, vabbè, statevene in casa, chiudetevi dentro, non voi tu e i ragazzi, che io vado sul posto. Mia moglie è uscita lo stesso, ma sta proprio a sentire, perché appunto non mi sta a rispettare quando io gli dico un ordine, lei niente. Insomma. Ma mai mi hanno rinfacciato di essere rimasti. Certo, probabilmente in silenzio hanno sofferto, ma mai mi hanno detto, mi hanno rinfacciato il fatto di stare lì, è costato, no? Perché, a parte che non ci siamo fatti soldi, no? Ma insomma è costato, no? Anche la paura e preoccupazione, ma non me l'hanno mai rinfacciato, anzi, al contrario, hanno sempre manifestato in qualche modo anche l'orgoglio. È uscito il libro di Saviano, Gomorra. Io non conoscevo questo autore, questo ragazzo, è uno dei tanti libri, insomma, non era andata alla presentazione che c'era stata in una città vicina. Poi invece molti che l'avevano letto incominciarono a raccontarmi di questo libro, allora dici, vabbè, sarà il caso di leggerlo. E chiese a mio figlio, che andava a Napoli all'università, gli chiese di comprarmi Gomorra e di portarmelo. Lui va a Napoli, lo compra, poi quando torno me lo lascia sul tavolo e me lo lascia aperto su una pagina. Ed era la pagina in cui Saviano parla di me, e dicendo che per lui ero come Che Guevara, un'esagerazione, che mi vedevo come Che Guevara per le mie battaglie, eccetera, eccetera. Allora, che cosa significa che tuo figlio lascia il libro aperto? Mai è capitato che mi hanno chiesto di andare via. Forse se me lo chiedevano, può darsi pure che io avrei detto no, lasciate stare, faccio come chi e lasciate aperto, non vi ascolto. Però non me l'hanno mai chiesto, al contrario sono stato una parte fondamentale e importante per dare forza e coraggio alle azioni che dovevamo fare. Se vi riesce risparmiatevi in mano ed evitiamo gli applausi. Ricordo che il dottor Natale ha rifiutato la scorta, quindi fatevi anche un'idea del coraggio. Un'altra tra le tante che mi ha colpito è la sua definizione di paura, cioè lei collega la paura alla vergogna, che è un po', non è scontato, nel senso che la paura è un sentimento umano. Come mai la vive in questo modo? Ma non credo, io penso di interpretarla, non viverla, metterla la coda fra le gambe come fa il cane quando ha paura. È un sentimento umano, ma non è un sentimento che, come dire, in qualche modo tu ti senti orgoglioso, ma è un sentimento che ti umilia, mortificante, che ti mortifica dentro. Non è una colpa, ma certamente è qualcosa che ti mortifica, che ti lacera. Avere paura significa cedere di fronte al sopruso, cedere di fronte alla prepotenza. E tu cedi e quando fai questo non sei un uomo fino in fondo, e questo ti può far male, questo può provocare vergogna. Insomma. Chi ha paura ha difficoltà
difficoltà a guardare negli occhi i figli, chi ha paura ha difficoltà a manifestarsi con la testa alzata quando cammina per strada. E quindi la paura, che è un sentimento reale e naturale, ma che però umilia e mortifica. Allora io lo dico questo nel libro per dire, quando qualcuno, no, mi ricordo la televisione, la stampa che arrivava dalle nostre parti dopo l'ultimo omicidio, cercava di fare l'intervista al signore per strada, ma lei ha visto niente, non ha visto niente, e questo con la testa abbassata diceva no, e veniva attaccato, l'omertà, ma l'omertà a volte c'è una sorta di diritto all'omertà, perché hai paura, e la paura non è una cosa che comandi tu, ed è una cosa che ti mortifica, quindi è inutile che me la rinfacci, perché già sono da solo che me la sento così. Ecco perché io ho provato ad esprimere questo fatto che la paura è qualcosa che ti mortifica e che ti fa male dentro, di cui si ha vergogna. E allora tu qualche volta cerchi di superare la paura proprio perché vuoi superare la tua vergogna, la tua mortificazione, e vuoi cercare di rialzare la testa. Per fare questo devi cercare di combattere la paura, che è un sentimento naturale che tu hai e che a volte ti difende, ma che però ti mortifica. Un'altra domanda un po', diciamo, psicologica. Prima ha detto che ha dato forza ai suoi figli, alla famiglia, alla comunità sicuramente. A lei chi ha dato la forza per andare avanti, per restare? Da dove arriva questa forza, questa energia anche? Boh, che ne so. È complicato, è difficile, non lo so neanche se sia una forza, sia un coraggio, sia incoscienza. Io dico, la vita a volte ti porta dove tu non volevi andare, non è una scelta che fai. Io da ragazzo sognavo di fare il medico, di andare all'università, lavorare in ospedale. Ho studiato con mia moglie, abbiamo fatto insieme l'università, e appunto la mia idea era che io e lei andavamo, mi sognavo che la mattina mi alzavo, andavo lì, timbravo al cartellino all'ospedale, andavamo nei reparti e facevamo questa cosa di medico, e casomai ci mettevo un po' di solidarietà, un po' di, insomma, fare il medico in modo un po' diverso, più attento. Ma mica pensavo di andare a fare l'eroe, andare a fare combattere la criminalità organizzata, non era tra le mie aspirazioni, non era tra i miei sogni di vita, non era tra i miei progetti di vita, anzi, i miei progetti di vita sono stati tutti distrutti. Sostanzialmente, veramente avrei preferito oggi fare il pensionato medico dell'ospedale ed essere soltanto salutato e ringraziato ai miei ex pazienti, invece che venire qui a stare sul palco. A venire qui in Sardegna sì, perché a mare a farmi il bagno, ma non... È la vita che ti tira per tutta una serie di problemi, forse psicologici. Quindi oltre a fare la sarta, vuole fare la contatina e scrivi, metti da fare pure la psicologa, cioè, ci sono i corsi online, tu puoi fare una laurea a breve. Ne approfitterò. Pubblica facendo volontariato. Nel libro parlo della mia esperienza come barelliere, no? A Lourdes. Questo infatti è molto molto importante. Ho fatto il barelliere a Lourdes, ho organizzato un gruppo di ragazzi, di giovani, dopo la licenza liceale bisognava impegnarsi in qualche cosa perché stavamo nel 68-69, che fai? No? E l'abbiamo fatto nel mondo cattolico, con l'attività di solidarietà. Poi a un certo punto però mi rendo conto che la solidarietà non era sufficiente. Se tu volevi dare veramente un aiuto alla società dovevi impegnarti in altro modo, e quindi decido di impegnarmi in politica. Mi giro intorno e in quel momento io sento che forse il Partito Comunista era lo strumento politico adatto a portare avanti queste mie idee, sbagliando, errante, non lo so, insomma, passati tanti anni. Io non ritengo di aver sbagliato, comunque ci possono stare opinioni diverse su. Però questo ma nel fare politica tu ci arrivi un poco alla volta, cioè, è come dire un morso tira l'altro, no? Insomma, non te ne rendi conto. Cioè, bisogna fare politica perché dobbiamo fare solidarietà, d'accordo, non ce la facciamo politica. Vabbè, da politica dobbiamo combattere contro le ingiustizie, diciamo, ma che tipo di ingiustizia? L'ingiustizia sociale, la classe operaia, che ne so, c'era la guerra del Vietnam, e pensi di fare questo. Mi iscrivo al Partito Comunista e sento uno studente, mi stavo per laureare, i compagni della sezione che facevano il dirigente, che erano tutti braccianti, operai, pensano che sia giusto che io vada nel direttivo, perché cioè,
un giovane studente, tra l'altro la mia famiglia erano tutti di ben altre idee politiche, e io per 3 anni però non parlo, perché sapevo che gli altri erano più bravi di me, anche se erano operai o erano braccianti. E ti trovi poi a fare pure un segretario della sezione, ma io quando arrivo a fare il segretario della sezione nel 1978, capita che la Camorra decide di conquistarsi direttamente loro la casa comunale. C'erano i camorristi, già lo sapevamo, avevamo sottovalutato questa presenza, non ci pensavamo. Allora io mi ritrovo a combattere con un'ingiustizia un po' diversa da quelle che immaginavo, cioè, teorica, insomma, di alto. No, cioè, quelli ammazzavano, cioè, ti toglievano la vita, la libertà di respirare, ti toglievano anche il rapporto tra le persone, veniva influenzato dalla loro presenza. Allora tu ti trovi a fare comunista, a sezione, dirigente, e ti trovi a combattere questi aspetti nei limiti delle tue capacità, delle tue possibilità, nei limiti dettati dalla tua paura, nei limiti dettati dalle condizioni della situazione, ma ti trovo a fare questo, non ho scelto. E poi un po' alla volta, appunto, no, un morso di là l'altro, insomma, un boccone di là l'altro, tu sei costretto ad affrontare, perché devi essere all'altezza poi ogni volta tutto questo. E capitano alcuni fatti. Nel 1980 viene ucciso ad Ottaviano Mimmo Beneventano, segretario della sezione comunista di Ottaviano e consigliere comunale e medico. Quindi c'è un processo anche di identificazione. Io facevo la stessa cosa ma a Casal di Principe. Viene ucciso il sindaco democristiano, quindi non c'è un colore politico, di Pagani, Marcello Torre, perché si opponeva alla Camorra. Poi viene ucciso prima di venire qui ho aperto la televisione, sulla terza rete Rai stavano facendo un film dalla chiesa e ho visto delle scene dove si è vista la morte di Pio La Torre, segretario del Partito Comunista regionale della Sicilia, che aveva combattuto per la pace, contro la mafia, l'estensione della legge sulla confisca dei beni. Quando lo ammazzarono nell'82, io ero segretario della sezione, decido di cambiare il nome alla sezione, che portava il nome di un eroe della guerra spagnola, e lo decido di chiamarlo a Pio La Torre e lo presentiamo queste iniziative in piazza. Ovviamente era anche una provocazione nella mia terra, no? Però io sapevo che alcuni miei concittadini camorristi avevano aperto la bottiglia di spumante alla notizia della morte di Pio La Torre. Ora c'erano una serie di soggetti che lì davanti facevano un po' di borbottavano, prendevano in giro, mormoravano. Allora io da casalese, cioè che sono un po' istintivo, presi il microfono e dissi loro: guardate che tutto quello che fate voi non può bloccarci, perché abbiamo troppi morti al nostro fianco. È morto Pio La Torre, è morto Mimmo Beneventano, è morto altri, e questi morti non ci consentono di avere paura e di mollare, perché altrimenti li ammazziamo un'altra volta, quello che è successo poi con Don Peppe. Allora quello quasi mai è l'energia, no? Non so se perché devo fare sempre attenzione a misurare bene fra quelli che mi devi dire tu e quelli che devo dire io, perché sennò c'è una storiella che mi piace raccontare, la racconto porta a scuola ai ragazzi. Un film che ho visto una volta, mi ricordo neanche bene, se poi nella nostra testa si immaginano i ricordi e diventano un'altra cosa in confronto a quelle che tu metti insieme 3-4 cose e diventano una battaglia dove i soldati vengono spinti a dover conquistare una collina che sta in distanza. Hanno un ordine: devono correre, avanzare nella pianura per conquistare la collina. E questi giovani militari corrono, questi guerrieri corrono. Uno di loro porta la bandiera per cui combattere. Mentre corrono, il nemico spara e uno di questi che porta la bandiera cade. Chi gli sta correndo vicino in modo istintivo si allunga e prende la bandiera e corre pure lui, ma pure lui viene colpito. Un altro soldato che passa vicino prende la bandiera e continua a correre, e continuano a correre, ma ormai non corrono più per l'ordine ricevuto, non corrono più neanche semplicemente per conquistare una collina, corrono perché i suoi compagni sono morti, per non fare in modo tale che quei morti siano inutili. Il compagno è morto e corrono per quel compagno, corrono a conquistare quella collina in nome e a nome di quei compagni. Allora ecco l'energia da dove ti viene. La paura c'è, ti spara il nemico addosso, c'è un obbligo anche morale perché c'è uno che ti ha comandato, no?
ma soprattutto l'energia ti viene da chi già è caduto. In nome di lui, nel suo nome, devi per forza correre e andare avanti, anche se tu volevi fare il medico, volevi fare un altro mestiere, un'altra cosa, poi ti ritrovi invece a fare questo. Per me è un fallimento fare questo, perché il mio progetto era di fare il medico. Ho fatto il medico, ma non ho fatto il medico in ospedale, non ho fatto solo il medico, non ho fatto il primario, ho fatto il medico di base, di cui sono orgoglioso, l'ho fatto, ma non ho fatto quello che immaginavo di fare. Per cui se il mio progetto di vita è fallito, sono fallito, anche se poi ho fatto altre cose. Tante cose molto importanti. Il tempo credo che sia finito, quindi nonostante avessi tante altre domande molto curiose, credo anche sia per me che per voi, credo che dobbiamo ringraziare il dottor Natale. Leggete la sua autobiografia, perché secondo me dovrebbero essere parole diffuse nelle scuole, un po' dappertutto, perché questo esempio, come ho detto prima, ci dà conforto e ci darà sempre una traccia di come si può dire no. Lui ha saputo dire no, la loro comunità ha saputo dire no, e credo che qualsiasi individuo dovrebbe ragionare in termini di comunità e avere sempre bene in mente che se l'hanno fatto loro, quindi a dire di no, lo possiamo fare tutti quanti. Grazie e buona serata, buon proseguimento. Un attimo, perché adesso chiamo Tiziano per un piccolo omaggio. Ecco Tiziano, e chiedo anche ecco. Aspetta, no, facciamo il contrario, Tiziano. Concentrato, concentrazione, la parola chiave. Perfetto. Grazie Tiziano. Grazie Elenia e grazie dottor Natale. Grazie a voi. Adesso vorrei chiamare qua Marco, Franco e Tonino, o solo Marco ancora Marco e Tonino? Per il secondo reading. Buon ascolto. Certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lasciala andare, e agli altri un parlare che non mi assomiglia. Ma sono già stato qui, in qualche altro incanto, sono già stato qui. Mi riconosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi che tanto il resto manca. E dietro neanche un saluto da dimenticare, dietro soltanto il cielo agli occhi e basta. E sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui. E misuravo il passo, che è meglio non far rumore quando si arriva, forestieri al caso di un'altra sponda, stranieri al chiuso di un'altra sponda.
dal mare che ti rovescia come una deriva, dal mare severo che si pulisce l'onda. E sono venuto qui, tornando sul mio passo, sono venuto qui a ritrovare l'incanto in quegli occhi neri di sabbia e sale, occhi negati alla paura e al pianto, occhi dischiusi solo per me soltanto. Rifugio al delirio freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui, rubati dell'incanto, ci hanno divisi qui e non ritrovo il passo. Di certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare, e agli altri un parlare che non mi assomiglia, questo parlare che non mi assomiglia. Grazie. Questo? Ok. 5 minuti. Ok. Grazie a Marco e a Tonino. Adesso mi prendo 5 minuti per raccontarvi un po' di cose tecniche di questo festival. Innanzitutto, alla vostra entrata, quando siete entrati all'ingresso, se non l'avete fatto, c'è la scheda di votazione per la scelta del tema Just dell'anno prossimo. Nella scheda ci saranno 3 opzioni, ove scegliere il tema per Strangius 2026. Bisogna sceglierne solo uno, al termine del festival verrà comunicato questo prescelto dal pubblico. I temi sono insegnamenti tra elementari, spirituali, buoni e cattivi maestri, terra, sostentamento